Più forte delle onde della mareggiata, la festa della Madonnina del Mare di Zoagli è stata celebrata anche quest'anno nonostante i molteplici problemi. La distruzione della passeggiata a mare di Levante ha impedito la celebrazione della messa sulla tradizionale rotonda. Però il comitato si è impuntato a voler per forza continuare la tradizione di mantenere la parte religiosa e quindi ci siamo spostati verso ponente sul Bolo della Gaiassa. E con le nostre forze abbiamo incominciato a fare un programma che poi un po' con l'aiuto del comune e dei commercianti abbiamo concluso anche con una serata musicale. I lumini sono stati posti comunque in mare ad omaggiare la statua della Vergine posta sul fondale a 9 metri di profondità e così si è rinnovata anche la tradizionale visita, sebbene con un numero ridotto di imbarcazioni, una festa più intima forse, ma decisamente non meno partecipata. Devo dire che questa location qua, secondo me, è migliore forse di quella degli anni scorsi, perché qua ci sta più gente, è un bellissimo posto, è una spiaggia meravigliosa. Si è visto che il momento è sentito dalla popolazione perché c'è stata un'affluenza inaspettata e l'altra cosa che mi è piaciuto è il volontariato che c'è stato in un momento così difficile sia dal punto di vista meteorologico, che ha creato dei disagi notevoli, e anche la mancanza di fondi che non ha permesso lo spettacolo pirotecnico, però il volontariato, ringraziamo tutti gli zoagliesi che hanno partecipato e che hanno dato una mano. Cristiano, per te cosa dici? A me mi è piaciuta molto questa cerimonia, anche per noi tutti i bambini ci siamo divertiti e abbiamo pregato molto a Dio. E alla fine ciò che emerge, o più propriamente riemerge, è la possibilità di ricominciare dando un senso nuovo alla tradizione. Con il passare del tempo si corre anche un po' il rischio di scivolare più distanti dal significato proprio di far festa, no? Questa situazione, nel suo essere un'avversità, ci dà la possibilità di ricominciare. Sappiamo benissimo come non esistono soltanto le cose che si vedono, ci sono delle situazioni, delle persone che si scoprono soltanto se va in profondità. Ecco, la Madonnina del Mare è proprio questo, il segno di qualcuno che qui per noi a Zoagli veglia sulle nostre famiglie, sui nostri ragazzi, sui nostri giovani, ma per poterla cogliere bisogna scendere nella profondità.